Viene osservato prima dell'inizio della gara un minuto di raccoglimento al quale naturalmente ci aggiungiamo. Verrà osservato prima dell'inizio della gara un minuto di raccoglimento che rispettiamo insieme al pubblico. Roma e Parigi unite nel cordoglio, il futsal che scaccia i pensieri rivolti alle vittime e che unisce, riparte da qui. Il calcio d'inizio della sfida sarà affidato alla Capitolina Marconi sul punto di battuta. Gabriele Ugherani sarà lui a dare lo start delle match che giustamente inizia con qualche minuto di ritardo, con lui in campo Cutrupi e Reali. In porta c'è Blasim, andremo poi ad analizzare anche lo schieramento dell'Orte. Quasi tutto pronto, si attende solo il fischio d'inizio dei direttori di gara. Parte in questo istante Capitolina Marconi Orte, sesta giornata di Serie B, girone E, partita nella quale entrambe le formazioni, attenzione intanto alla palla allargata, partita diciamo dentro sulla banda sinistra, c'è forse il primo fallo subito da Daniel Taloni, si rialza, batte Taloni a cambiare su Reali, stoppa e la tiene dentro, anzi no, secondo l'arbitro, fallo laterale per l'Orte. Importante vedere come in queste prime battute iniziali le due squadre cercheranno di prendere naturalmente il sopravvento per poter poi controllare i ritmi della gara. Formazioni zeppe di elementi di talento, strapiene e di classe ed esperienza in tutti i settori del campo, che quindi promettono naturalmente, essendo in questo momento dell'anno. Attenzione alla Capitolina che recupera nel frattempo. Cutrupi prova a portarla. C'è il buon intervento difensivo dell'Orte. Reali, la rimessa laterale, retrocede per Taloni, banda destra da Cutrupi, scambio cercato e trovato, poi palla ancora allargata su Taloni. Ugherani, lungo linea da Reali, suola dove nessun compagno può pervenire, buona la pressione di Cutrupi, rimessa laterale Orte. Subito le indicazioni di Anastasio Magayaes, la propria squadra che non vuole assolutamente farsi schiacciare. Qui va il rinvio lungo dove Blasim controlla l'uscita del pallone oltre il fondo e sta per rimettere. Ecco Blasim, Taloni, Cutrupi, Taloni, scambio forse un po' rischioso, allora Cutrupi è costretto ad andare in verticale, sbagliando e regalando quindi rimessa laterale all'Orte. Formazione che seppur da ospite si presenta naturalmente qui al Palatulib a giocarsi le proprie carte totalmente alla pari. Rimessa laterale battuta, arriva da dietro il destro, Blasim deve metterci le mani. Orte che imposta, grande
verticale Rafael Sanna. Reali controlla bene, poi va a mettersi in una brutta situazione dalla quale esce bene. Kudrupi, dribbling a rientrare, Sanna forse lo mette giù, stavolta sì, c'è fallo. Kudrupi. Pronto alla battuta del calcio di punizione. Sappiamo Paolo Minicucci essere allenatore che sapientemente prepara anche i dettagli di queste situazioni che possono apparire, essendo lontane dalla porta, come non di pericolosissima evoluzione. L'Orte lo sa. È attentissima a Kudrupi che retrocede da Taloni. Allora Reali. Ecco le rotazioni offensive. Kudrupi, Reali, l'1-2 che non si chiude. È stato Mendes a mettere fuori. Reali. Scava lungo sul secondo palo. Kudrupi non può intervenire. Lo può fare Taloni che evita la rimessa laterale contro i propri colori e reimposta insieme a Reali. Ancora Taloni. Kudrupi. Pressato da Mendes, va a sinistra, dove Ugherani gli restituisce palla. Allora Reali. Taloni. Pressato Taloni a piede morbido per servire Ugherani. Rafael Sanna fino in fondo e Ugherani costretto a un altro rinvio. Sta funzionando il pressing dell'Orte, almeno in questi primi 2 minuti e 20 effettivi. Capitolina Marconi che è stata molte volte costretta a rilanciare lungo con i propri difensori. Anche qui Blasim non riesce a interpretare bene il movimento di un compagno con rinvio. Sponda di testa Ugherani, da Reali in palleggio. C'è l'ottimo intervento difensivo di Orte che si appoggia poi su Rafael Sanna. Indietro e poi di nuovo qui sulla sinistra, sotto la nostra postazione. Dribbling tentato da Michael Montagna che va sulla banda destra. Michael Montagna e il suo destro, bloccato da Blasim. Reali. Kudrupi, l'ultimo tocco è proprio il suo. Rimessa laterale per l'Orte. Giocata su Rafael Sanna. Lunghe leve di Sanna proteggono il pallone, lo danno a Mendes, la finta di tiro, la palla sempre incollata alla suola. Tunnel a Kudrupi, Sanna apre a destra, dove parte un tiro, Blasim deve ancora metterci le mani ed è un ottimo inizio quello dell'Orte. Capitolina un po' chiusa sulla difensiva. Passaggio dentro, altro cross tentato, Taloni riparte da dietro. Salta un avversario che rimane a terra, Mendes retropassa poi per il rinvio direttamente sul tetto dell'arena da parte del numero 24 Alberto Dominguez. Taloni, sale Taloni, tiro immediato ed è la rete. La Capitolina Marconi forse con un pizzico di fortuna trova il gol con Taloni. Dicevamo di un inizio difficile, ma il capitano da un momento all'altro, anche un po' nascosto ai nostri occhi, va a trovare l'1-0. E Orte quindi che stava ben giocando e ora si trova a rincorrere sul campo del Palatulib. Solo 3 minuti e 40 sul cronometro effettivo di gioco. La Capitolina Marconi è già avanti per 1-0, ha segnato Capitan Daniel Taloni, qui Angelini in pressione. Filtrante ha aperto male su Fidani, allora rimessa laterale per la Capitolina, già effettuata. Tiago Leonaldi. Dribbling sotto la nostra fascia, il lungolinea che non passa. Kudrupi, Taloni, ancora Kudrupi, torna da Leonaldi, allora Marco Angelini. Leonaldi, 1-2 di Angelini, volitivo in avanti. Orte recupera, va da Rafael Sanna, le finte di Sanna, rientra sul destro. Taloni fa un'altra buona giocata e mette fuori. Fallo laterale Orte, Sanna l'ha battuto indietro per Mendes, palla girata sul settore destro, lungolinea
che non arriva perché il fallo lo commette il giocatore dell'Orte. Le grandi proteste di Anastasio Magallaes dalla panchina. Taloni, Angelini rischia infatti, attenzione, poi da terra Angelini va a recuperare, anzi scusate, Tiago Leonaldi recupera da terra all'errore di Angelini. Dribbling tentato, palla però rilanciata in avanti dalla Capitolina Marconi. Michael Montagna ha battuto, Mendes sale da Rafael Sanna. Avversari sempre molto lontani da Sanna. Montagna passa il tiro di Montagna, Blasime la blocca a terra e fa ripartire velocemente i suoi, andando da Cutrupi dall'altra parte, in scivolata, era arrivato a 200 all'ora, ancora Daniel Taloni. Orte che rischia, infatti la Capitolina la recupera, occhio a Christopher Cutrupi, è chiuso sul fondo, cerca una palla a rimorchio, nessuno può arrivare. Montagna, ripresosi dall'errore precedente, va a girare su Mendes, si incaponisce Mendes, allora Leonaldi lo va a pizzicare, poi mette palla in fallo laterale. Postazione di Orte da dietro, Sanna in diagonale, Michael Montagna vuole rientrare, salta un avversario, Angelini, che da terra si disinteressa dell'avversario. Allora non c'è fallo e la Capitolina può reimpostare con Taloni per Leonaldi. Costretto ancora a sbagliare Leonaldi e Capitolina Marconi che sta comunque, seppur in vantaggio, soffrendo molto la pressione di un Orte che ora rimette lateralmente il pallone. Andando da Sanna. Sanna ne ha sempre un paio addosso. Michael Montagna, fermato Michael Montagna, Angelini, il contropiede 2 contro 1 della Capitolina Marconi, arrivano da dietro, Berman forte, deve metterci le mani, stavolta Mendes. Trattasi di Dominguez, chiediamo scusa. Battuta Angelini, palla che passa attraverso tutta l'area di rigore, non c'è nessun tocco dell'Orte. Lancia direttamente a cercare di sorprendere Blasime. Va però direttamente fuori. Naturalmente tempo effettivo, quindi non ha senso perdere tempo per quanto riguarda i giocatori della Capitolina e Marconi. Blasime, il suo rinvio con le mani lungo, è direttamente sulla panchina dell'Orte e seppur sotto nel punteggio si è fatta apprezzare per un maggior volume di gioco in questo avvio. Rafael Sanna. Palla a sinistra, recuperata dalla Capitolina con Tiago Leonaldi, il suo sinistro alto sulla traversa e Capitolina che sembra subire, ma poi sorniona, va diretta in verticale quando c'è da colpire. Stavolta è andato molto vicino al bersaglio Leonaldi. Dominguez. Nasce l'azione dell'Orte da Rafael Sanna che però la perde, allora Sordini, palla che arriva al numero Tugherani che va a terra e c'è fallo da ottima posizione per la Capitolina qui. Azione precedente iniziata da Sordini, uno schema che si stava per chiudere col buon movimento di Potric, lo stesso Sordini vuole battere la punizione, chissà che vada diretto in porta. Parte Carlo Sordini, in corsa, appoggio laterale e salvataggio sulla linea dell'Orte che evita quindi il 2-0 della Capitolina. Rinvio lungo di Blasime, Orte che recupera, occhio a Mendes. La palla che passa bene era Soterra, poi da dietro Edoardo Racanichi, si torna da Montagna, Racanichi, Sanna non esce mai, Montagna
Sbaglia Montagna, Angelini, Sordini, gran dribbling di Thiago Leonaldi, ancora Leonaldi, fino in fondo Leonaldi! E in scivolata è il gol di Walter Potrick, un'azione travolgente del numero 12 Leonaldi, un fattore da quando è entrato in campo, è il raddoppio dei padroni di casa, 2-0, l'Orte gioca, la Capitolina segna per adesso. E una scossa dovrà per forza di cose arrivare anche dalla panchina. Si prova ora con un time out Anastasio Magallaes. Noi ne approfittiamo per andare in pausa. 7 e 5 secondi, i minuti sul cronometro del direttore di gara. Questa è la prima frazione della sesta giornata del girone Serie B, quello dove la Capitolina Marconi capolista ospita l'Orte, seconda in graduatoria. In questo girone Capitolina e Marconi che seppur subendo il volume di gioco sta conducendo 2-0. Leonaldi servito da Sordini, serve l'intervento in scivolata di Rafael Sanna. Leonaldi indietro, Taloni. Capitan Taloni su un avversario, poi sotto la nostra postazione si lotta e Potrick guadagna rimessa laterale, c'è Alves dos Santos, prova a catechizzare con un urlaccio i compagni. Sordini ha dato indietro a Taloni, Thiago Leonaldi, sale ancora Potrick. Palla però giocata fuori col passaggio di Mancino del numero 3. Ecco l'Orte col rinvio da dietro di Dominguez, telefonato dalle parti di Blasim che lascia scorrere sul fondo. Thiago Leonaldi, Carlo Sordini, come al solito con gran padronanza e tranquillità. Di nuovo da Thiago Leonaldi che però stavolta sbaglia. Allora attenzione a Sanna che si inserisce. La spallata energica e non fallosa da parte di Thiago Leonaldi. Taloni, Leonaldi, col piede debole, ma ugualmente preciso, da Capitan Taloni l'uscita di Dominguez, l'azione è ancora viva, Santos la ferma, Montagna vuole andare in contropiede, tacco illuminante di Sanna dall'altra parte, dove arriva Racanicchi che si perde in un bicchiere d'acqua. Leonaldi, Racanicchi in pressione, è una gran gara. Racanicchi dentro, la palla attraversa tutta l'area di rigore dopo la deviazione di Sordini che si arrabbia con i propri compagni di squadra. Corner Orte sul secondo palo, coordinazione di Sanna, non c'è deviazione, allora Blasim. Thiago Leonaldi, scava Thiago Leonaldi, trattenuta su Taloni e c'è fallo. Chiede spiegazioni con gestualità evidentemente chiara e Capitan Racanicchi per l'Orte, ma è sembrata chiara la trattenuta su Daniel Taloni. Già 4 falli per l'Orte. Sordini ha trovato un'invenzione, poi Leonaldi. Batterà Alberto Dominguez, si va da Rafael Sanna, poi Racanicchi, Michael Montagna stavano per perderla. Rafael Sanna, Capitan Racanicchi, sfida Leonaldi, la tiene Racanicchi, ma Leonaldi è solido sulle proprie gambe, seppur poi si vada quasi a chiudere. Non è lui l'ultimo a toccare, rimessa Capitolina Marconi già effettuata. Sordini fa passare una palla rischiosa, Taloni larga su Cerchiari, poi da Leonaldi si corre dall'altra parte su Sordini, chiama un 1-2 che non si chiude a Taloni. Gioco avvolgente della Capitolina Marconi, Cerchiari, Taloni, la tocca soltanto Leonaldi, allora Alves dos Santos, Michael Montagna, in lungolinea non passa perché in zona c'è Thiago Leonaldi, fermato Racanicchi, trattenuto Sordini, i due numero 11 a duello, Sordini guadagna fallo laterale. Sordini, Reali è rientrato in campo, Sordini, il filtrante per Reali è buono.
Dominguez ha rimesso, siamo quasi alla metà della prima frazione, 2-0 per la Capitolina Marconi. Sanna per Alves dos Santos. Si torna da Mendes. Sanna cade e stavolta l'arbitro fischia. E il primo fallo assegnato contro la Capitolina Marconi da posizione centrale. Minicucci sotto la nostra postazione va a evidenziare come non siano state fischiate le punizioni precedenti, perché figlia di interventi non fallosi, come a suo avviso non falloso era nemmeno questo subito da Rafael Sanna, il giocatore più rappresentativo di Orte sul punto di battuta. Sta per partire la sua rincorsa e la sua bordata. Sanna appoggia invece da Montagna, palla che non passa, torna Sanna, prova a giocarla, la recupera Reali che poi cade a terra, vorrebbe il quinto fallo la Capitolina Marconi. Tiago Leonaldi la mette fuori, girandola di cambi nel frattempo per Orte. Si è ripreso Reali dal pestone subito da Rafael Sanna. Alves dos Santos, la sua sportività e il possesso restituito a Blasin, che riparte da Cerchiari. Leonaldi nella posizione occupata ad inizio gara da Taloni. Reali, Cerchiari, Kutrupi, Reali, sbaglia ancora Reali, fallo laterale battuto in questo istante da Orte. Varela Gonzalez, neo entrato, era il numero 20, ora si va da Alves dos Santos, fa valere il fisico dos Santos retrocedendo e guadagnando un buon calcio di punizione. Cambio effettuato appositamente per far battere la punizione a Rafael Sanna da parte di mister Magallanes. Mendes e Sanna sul punto di battuta. Può partire Mendes, dietro di lui Sanna. Infatti parte Rafael Sanna. Burdata di destro Blasim con coraggio, poi cade un giocatore dell'Orte in area di rigore. Si prosegue, dos Santos, attaccato da Leonaldi, dos Santos, alto sulla traversa. Blasin per Cerchiari, Kutrupi, scava un pallone nel nulla Cerchiari, azione che abbiamo visto fare già troppe volte in questo avvio dalla Capitolina, che sta soffrendo oltremodo il pressing di Orte, che qui va con Sanna al tiro. Dos Santos rimpallato, ma ancora vedete come Kutrupi sia costretto a giocare con fretta il pallone dato il gran pressing della formazione ospite. Retropassaggio ad Alberto Dominguez, rinvio dove Angelini può anticipare. Dos Santos, Sanna e ancora Dos Santos. Rafael Sanna, Mendes, la Sanna. Surplus, Sanna con la suola non vede movimenti da parte dei compagni di squadra, allora va da Santos. Mendes, la porta Mendes, Blasim è ancora attento, il portiere della Capitolina Marconi, non molto impegnato in questo avvio, ma sempre molto sicuro. Diego Mendes da Rafael Sanna, allora dall'altra parte era Canicchi. Sanna, pressato, rischia. Riesce a resistere Sanna, la botta è direttamente sulle protezioni esterne. Rinvio di Blasin dove interviene bene Mendes che va a terra, non c'è fallo. Kutrupi può allargare a destra, palla di ritorno su Kutrupi. Grandi proteste della panchina dell'Orte per questa azione. Angelini, schema da corner.
prevede un passaggio fuori per Kutrupi. Angelini, pallone sottratto ma in scivolata Kutrupi. Ottimo intervento, 1-2 che non si chiude con Angelini, palla che resta in campo, un po' di confusione, mette ordine lo stesso Kutrupi, 3 migliori in campo e va a giocare fuori il pallone. 7:37 al termine dei 20 regolamentari della prima frazione, permane il punteggio di doppio vantaggio per la Capitolina Marconi. Da destra il tiro, l'esterno del palo, Blasin su Kutrupi. Lancia in avanti dove anticipano i difensori dell'Orte, allora il numero 20 Varela Gonzalez se la porta fuori. Ed ecco che Minicucci va a ruotare i suoi uomini dentro Luca De Cicco. Stava producendo poco la formazione padrona di casa da qualche minuto a questa parte. Taloni dalla destra, centralmente tacco di Leonaldi, ecco Daniel Taloni, ancora una volta in uscita Alberto Dominguez a metterci le mani. Leonaldi ha poi rimesso, ancora Leonaldi, azione che prosegue, palla in corner, ha ricominciato immediatamente a spingere la Capitolina Marconi ora. Tiago Leonaldi, Taloni, dribbling, tacco tentato in area da Kutrupi, il secondo tentativo, scusate, era di Cicco, non va a buon fine, ma nemmeno quello di contropiede di Racanicchi, perché si chiudono in fretta le maglie gialle dei padroni di casa. Taloni, Leonaldi, palla di ritorno, Leonaldi, Sordini, De Cicco la nasconde, rischia, pressione sempre alta, Uffidani in fallo laterale, Sordini sul punto di battuta della rimessa. Taloni, Leonaldi, lascia passare di Sordini, allora Leonaldi, su Taloni, la tiene Taloni, la tocca per ultimo Uffidani, rimessa laterale Capitolina. Sordini da Leonaldi, poi da De Cicco, Leonaldi, Sordini, verticale ed è lui a cercare sempre le giocate, devono spezzare l'irretente possesso di palla della Capitolina Marconi. Racanicchi, Mendes, lancio lungo, Blasim deve uscire il pallonetto e sulla linea alza sulla traversa Sordini. Non solo tante verticalizzazioni, ma anche un gran senso della posizione da parte del numero 11. Dal susseguente corner dell'Orte, un pallone secondo il nostro avviso mal giocato su Uffidani all'indietro, infatti si deve ripartire da una tentata accelerazione di Mendes. Palla che passa, il tiro e Blasim sul suo palo, ha uno scatto felino stavolta nel respingere la conclusione di Capitan Racanicchi. Santiago Uffidani, battuto il corner su Varela. Mendes, tiro intercettato dalla difesa della Capitolina che la perde di nuovo e Leonaldi recupera poi in fallo laterale a 5:40 dal termine della prima frazione. Si occupa della rimessa Uffidani, rasoterra sbagliato, potenziale contropiede Capitolina Marconi con Taloni filtrante su De Cicco, palla dentro dove non può arrivare per questione di pochi centimetri Sordini che aveva seguito sul secondo palo.
intercetto di Taloni quando il pallone aveva già varcato la delimitazione, scusate, laterale del campo, perciò fallo laterale per l'Orte. Esce De Cicco, pochi minuti per lui in campo, torna dentro Ugherani. Mendes indietro, poi qui sulla banda sinistra il dribbling tentato da Varela che poi intercetta la rimessa solo per un attimo. Ugherani lascia Blasim, rasoterra Daniel Taloni, sempre molto spazio per Daniel Taloni che rientra. Leonaldi, ragnatela di passaggi della Capitolina Marconi. Sordini, accelerazione di Sordini, ancora decisivo Carlo Sordini in tandem con capitan Daniel Taloni. È un'altra segnatura della Capitolina Marconi che sembra andare sul velluto. Quando la palla ce l'hanno quei due è 3-0 al Palatulib. E punteggio tutto sommato largo probabilmente, ma meritato per la Capitolina. Rimette ora in campo l'Orte, per la quarta volta contato anche il calcio d'inizio. Punteggio forse largo per il volume d'occasioni espresso dalle due squadre, ma il cinismo e la maggior classe di alcuni elementi della Capitolina Marconi sta avendo la meglio. Sanna non è d'accordo. Taloni l'ha rimessa ancora in fallo laterale. Super prestazione del capitano in maglia numero 10 per ora. Battuto il fallo laterale Sanna. Dopo la deviazione Blasim è bravo a non andare subito a terra e a rinviare poi su Thiago Leonaldi. Ha un uomo di fronte, un secondo che rientra, Leonaldi in surplus, va da Sordini che agisce qui sulla destra, chiama in movimento Sordini che stavolta non riesce ad andare in dribbling perché Sanna recupera. Sanna dall'altra parte, lo stop col tacco, perde un tempo di gioco. Il numero 20 Varela Gonzalez. Taloni continua nella sua prestazione da urlo sia difensivamente che dal punto di vista offensivo. Mancano 4 minuti, ne ha già segnati 2 Taloni. Leonaldi. Non passa allora Angelini. Sotto la nostra postazione la rimessa laterale è effettuata. Mendes. Banda destra. Rincorsa l'Orte fin dentro la propria metà campo da Ugherani. Accelerazione che non riesce. Contropiede che può partire con Angelini che vuole saltare Dominguez che rimane in piedi. Vediamo cosa decide l'arbitro. Nel frattempo sta per essere cumulato un fallo vediamo contro l'Orte, quindi è il sesto fallo per Orte questo. Scusate, è il quinto. Batte Angelini il calcio d'angolo. Lungo, coordinazione. Buona in questo caso. Coraggiosa da parte di Cutrupi. Lancio lungo, attenzione. Alla palla che passa, poi il piattone. Ed è la rete che riapre la gara. Ha segnato Alves dos Santos sugli sviluppi di un contropiede. L'Orte riesce finalmente a superare Blasim. È il gol dell'1-3. A 3:30 dal termine, quindi punteggio che assume dei connotati forse più giusti per se dovessimo considerare la partita ai punti nelle occasioni create. Gol che naturalmente riaccende l'entusiasmo dell'Orte. Il gol sembra aver acceso da subito di nuovo le speranze e l'entusiasmo dell'Orte, che ha ricominciato a pressare immediatamente dopo la rete, così come fatto nei primi 10 minuti di gara. Montagna. Sanna la botta, Blasim la tiene addirittura a terra e poi fa ripartire i suoi. Leonaldi, messo in movimento, Leonaldi sbaglia però, un diagonale verso una sovrapposizione che non c'è.
Dos Santos. Palla recuperata, deve uscire Dominguez, bravo anche a restare all'interno dei confini della propria area di rigore. Dos Santos, parte Rafael Sanna, ancora Dos Santos in scivolata ed eccolo il gol di Michael Montagna. L'avevamo detto, l'Orte ha ricominciato a giocare come nei primi minuti. Ora, oltre alle occasioni, ci sono anche le reti. Michael Montagna a guidare la riscossa dei ragazzi di Magallanes, è 2-3 al Palatulip. Time out chiamato dalla panchina dell'Orte, noi ne approfittiamo per andare in pausa. Riprendono le ostilità al Palatulip, a 2:40 dal termine, ha segnato il gol del 3-2 e l'Orte rimettendosi in gara dopo un inizio certo non facile, caduta sotto i colpi di una Capitolina Marconi molto cinica in avvio, ma poi ingenua nel farsi trafiggere sul finale della prima frazione. Siamo sicuri del fatto che Minicucci non sarà contento dello spirito dei suoi dopo il gol del 3-0. Attacco nel frattempo il destro, tentato da Angelini, eccola la reazione immediata. Il proprietario di un'Audi bianca in doppia fila è pregato urgentemente. Gherani controlla il piazzamento dei compagni, prova ad andare dentro, Sanna di nuovo fuori, fallo laterale. Gherani, lo stop di Reali, non riesce a coordinarsi, Sanna col tacco, poi se ne va ancora Montagna, un fattore Michael Montagna, palla dall'altra parte, diagonale fuori, ma Michael Montagna da quando ha iniziato a giocare su un altro tenore ha risollevato tutta la propria squadra. Blasim è pronto alla rimessa. Leonaldi, Angelini, sbaglia Angelini, ancora Orte in pressione. Mendes, solo fallo laterale. Mendes batte su Angelini. Nuovo fallo laterale. Mendes, Sanna sul tetto dell'arena. Rimessa dal fondo. Scusate, corner, è stato deviato il tiro di Sanna. Alves Dos Santos, fuori per Sanna! Eccolo lo schema numero 1 che stava chiamando Alves Dos Santos dall'angolo. Prevede la bordata del 29, semplicemente un bolide, semplicemente il 3-3 dell'Orte. Capitolina Marconi che quindi adesso vede vanificato tutto un primo tempo passato a condurre dalla pressione dell'Orte, che adesso può chiudere anche increscendo la prima frazione. Mendes va a lungolina da Alves Dos Santos, solita azione a retrocedere col fisico. Sanna sembra aver iniziato a bruciare le polveri. Sanna, non è d'accordo Sordini, doppio triplo passo di Sordini che appoggia alla corrente Patrick contro la potenza di Sanna, forse solo la classe di Carlo Sordini che vede Patrick che non si fa pregare, è il diagonale del 4-3 dei ragazzi di Minicucci. Che partita! L'avevamo detto in sede di presentazione, avremmo assistito a uno spettacolo che probabilmente vedremo replicato solo poche altre volte in questa stagione. È un primo tempo in cui ne abbiamo viste di tutti i colori. Alves Dos Santos, Sanna stavolta con l'assist, Reali non è un retropassaggio per Blasim. Leonaldi, la porta Leonaldi, palla per Reali, passa allora Dominguez. Montagna, era stato lui a guidare la riscossa parziale, attenzione, Sanna servito da un intervento in scivolata. Sordini dice all'avversario di rialzarsi, allora il rinvio, lo stop dentro, aveva provato Leonaldi ad andare, ultime accelerazioni, 39 secondi al termine, rimane a terra un giocatore dell'Orte. E giustamente il tenore muscolare della sfida che tende a salire insieme allo spettacolo.
sportivamente Patrick restituisce palla all'Orte. 35 al termine, sporcata la traiettoria di un passaggio, ma la rimessa laterale ancora per l'Orte. Montagna, Sanna, lo servono ancora, la botta di Sanna, doppia deviazione, interviene Sordini con tranquillità e dire poco. Reali, Leonaldi, vorrebbe Reali, trova con deviazione Sordini che stavolta il rimpallo lo perde. Montagna con la punta, Blasim va giù in una frazione di secondo e fa una super parata che salva il 4-4. 7,90 al termine, 8 secondi quindi scarsi. Calcio d'angolo Orte, si coordina Montagna ed era difficilissimo colpire. Rimessa in laterale perché la palla ha toccato il tetto dell'arena prima di finire sul fondo probabilmente. Ma la palla ce l'ha Blasim, infatti avevamo visto bene. Sarà rimessa laterale. Sordini. Termina qui la prima frazione, uno spettacolare primo tempo. 4-3 tra Capitolina Marconi e Orte. Noi ci risentiamo per la ripresa. Si ripartirà dal 4-3 per la Capitolina Marconi, trattasi della sesta giornata di Serie B del girone E, la capolista appunto il padrone di casa qui al Palatulib in maglia gialla alla destra dei vostri monitor, chiediamo scusa, proverà a replicare la gran prestazione nel primo tempo offerta al cospetto della seconda in campionato, un Orte che ha giocato benissimo i primi minuti nella fase finale di questa prima frazione, riuscendo a rimontare dal 3-0 fino al 3-3 prima del gol di Patrick che ha riportato avanti i ragazzi di Paolo Minicucci. Racanicchi e Rafael Sanna sul punto di battuta del nuovo calcio d'inizio che avviene in questo istante. Azione immediatamente tentata, rilancio senza guardare di Cutrupi. Sanna col tacco indietro, poi Montagna prova a pescare un compagno che non c'è. Angelini, Capitan Taloni, ha aperto con 2 marcature la sua gara, scambia con Cutrupi. De Cicco scelto dall'inizio per questa ripresa. Angelini, Cutrupi, sbaglia Cutrupi, Montagna e col piede Blasim ad appoggiare sul palo, un intervento difficilissimo. Calcio d'angolo battuto, Sanna, ringhia su di lui Daniel Taloni. Montagna, la porta Mendes, palla a sinistra, Blasim a 2 mani, è già la seconda volta che viene impegnato. Retrocesso il pallone da calcio d'angolo, si cerca sempre Rafael Sanna che rimane lontano dai blocchi. Scavata poi la palla dove lamenta una trattenuta Racanicchi, non se ne avvede l'arbitro. Taloni, Angelini, De Cicco finisce per lasciare lì il pallone. Mendes prova a passare, ringhia ancora Marco Angelini. Mendes, Montagna, Rafael Sanna, obiettivo raggiunto per il 29 che porta a casa calcio di punizione. Chilometrica rincorsa per Rafael Sanna anche in questo caso, non vorremmo essere nei panni di Blasim. Parte Sanna, botta e Blasim ancora con le ginocchia a mettere fuori. Calcio d'angolo Orte,
Mendes chiama lo schema 1, sembra essere quello che in precedenza ha portato al tiro da fuori di Sanna, invece è ancora sul secondo palo ma per un altro giocatore, Michael Montagna. Angelini la recupera, dialoga con De Cicco e non si chiude per poco l'1-2 che stava facendo nascere un buon contropiede per i ragazzi di Minicucci. Montagna va da Mendes. Montagna e Mendes dialogano, De Cicco è in pressione, lungolinea che incontra l'anticipo ancora buono però di Daniel Taloni. Montagna. Mendes. Riesce a far passare per Sanna che si è portato sulla sinistra, rientra sul destro, Sanna un'altra finta. Giocate sempre sul filo del rasoio, se le può assolutamente permettere, un giocatore con in possesso nei piedi di quella classe e di quella potenza di riuscire a rimanere sempre sul pezzo, qui costretta alla rimessa laterale la Capitolina. Mendes. Montagna pressato, rimane in piedi. Si va ancora da Racanicchi, Sanna indietro, toccato ma non c'è fallo. Dominguez allora rinvia Leonaldi all'indietro con la spalla da Blasimme, rimesso Blasimme su Taloni, un buon intervento in scivolata di Capitan Racanicchi che va ad interrompere l'azione del proprio omologo Capitan Taloni che batte lungo il colpo di testa. Racanicchi deciso Cutrupi, Sanna si accontenta della rimessa laterale. Le indicazioni di Anastasio Magallaes sono per un mantenimento della calma in possesso di palla per un Orte che ha davvero ben giocato nel primo tempo al netto del risultato. Qui uscita ancora positiva di Blasimme. Mendes. Montagna fa passare, Racanicchi perde il contrasto con Cutrupi. Parte Cutrupi, converge Cutrupi, vuole cambiare banda. Va da Leonaldi dentro, Dominguez attento. Siamo già dall'altro lato. Montagna non passa, palla in calcio d'angolo, squadre leggermente più lunghe che vanno distendendosi. Ne risente il tatticismo, aumenta lo spettacolo. Mendes. Racanicchi ancora Mendes. Mendes. Toccato per dietro da Tiago Leonaldi, secondo il direttore di gara. C'è fallo, calcio di punizione per l'Orte. Rafael Sanna che manco fossimo sul campo di calcio a 11 va a chiedere al direttore di gara se sarà lui a fischiare e chiede da subito la distanza. Altra rincorsa lunghissima di Rafael Sanna. Parte il 29. È un appoggio però volante e non facile da controllare. Fabrizio Reali contrastato da Racanicchi che recupera velocissimamente su quella banda. Reali, Angelini protegge con sapienza il pallone. Angelini cedendolo a Potric, sinistro di Potric, Montagna respinge. Il proprietario di una lunga e bianca in doppia fila. Angelini, Fabrizio Reali, Tiago Leonaldi, Fabrizio Reali, ancora Leonaldi, vorrebbe ritagliarsi lo spazio per un tiro che parte deviato, alto sulla traversa. Reali, Potric sull'incrocio dei pali, in scivolata Angelini e contropiede che poi non si concretizza. Grandissima occasione per la Capitolina Marconi però. Rafael Sanna lascia lì un avversario cedendo a Mendes, allargato sulla destra da Racanicchi, è sbagliato il passaggio, il numero 11 si lamenta anche il 29. Mendes chiede scusa un po' a tutti. Leonaldi, Potric prova a far passare, la prende col viso, crediamo, la prende col viso il giocatore dell'Orte.
che si allontana impaurito dall'arbitro che avanza, che non voleva ammonirlo. Non riusciamo a capire cosa stia accadendo, si sono spiegati Mendes e il direttore di gara, da qualche protesta anche della Capitolina che forse intravedeva volontà nell'arbitro appunto di ammonire Mendes, dato che è partito praticamente invadendo poi il centro del campo. Palla scodellata, Sanna la restituisce a Blasim. Timidi applausi di un pubblico che evidentemente come noi non ha compreso l'evoluzione degli eventi. Sordini stavolta rischia troppo, glielo ricorda Mendes che mette il piede su quello che poteva essere un grosso pericolo per la Capitolina Marconi. Blasim, Leonaldi col tacco, Reali, si distende la Capitolina Marconi facendo correre dall'altra parte Podrick, converge Podrick, sbaglia allora contropiede, dall'altra parte Sanna se l'allunga, Blasim in uscita, poi Reali, cambiamenti di fronte continui, è una partita stupenda, Leonaldi, Reali la tocca, si corre con Montagna ora. Montagna ancora, Leonaldi su di lui, prova a passare, Leonaldi, ancora lui, passa poi col dribbling, cade a terra Leonaldi, non c'è fallo, una fase fantastica del match questa. Viene accumulato un fallo contro uno a testa, uno contro la Capitolina, uno contro l'Orte. Dominguez, il suo rinvio, Reali con la testa, Kutrupi, attenzione all'autopalo di Sanna, qui stava rischiando l'incredibile, per intervenire su un tentativo di imbeccata avversario. Sordini, la giocata per Kutrupi, la coordinazione, c'è stato un altro tocco. No, la rimessa è dal fondo secondo l'arbitro. Sbaglia in questo caso Raubo. Reali. Banda destra, un tacco di Sordini incredibile. Non si concretizza l'azione, ma è lo stesso Sordini poi andare a ribadire il concetto mettendo in fallo laterale. Dos Santos da Raubo, il tacco stavolta è di Montagna, l'intuizione da dietro è di Ugherani, Reali ancora per Ugherani che mal controlla, ma impressiona ancora Ugherani anche in scivolata, Ugherani fino in fondo. Dos Santos, Sanna vuole alzare ora la pressione di Micucci, Sordini prende troppo sul serio le parole del proprio allenatore, va a commettere fallo, è il terzo per la Capitolina Marconi, in appena 5:30 effettivi sul cronometro della ripresa, con i ragazzi in maglia gialla, padroni di casa e capolista che affrontano la seconda e sono in vantaggio per 4-3. Errore dell'Orte, allora Sordini servito, guadagna corner. Lo batte velocemente, Reali da fuori ancora per Carlo Sordini. Reali, Kutrupi, Reali, scalato Sordini, la tocca un giocatore dell'Orte per ultimo d'avviso dell'arbitro. Sordini batte per Kutrupi, taglia fuori di Offidani, Kutrupi rimane a terra fuori, gli arbitri devono andare a sincerarsi delle sue condizioni. E qui Offidani forse è andato ad esagerare con la spallata, si è fatto male al ginocchio cadendo a terra Kutrupi, speriamo nulla di grave, si trascina ma poi si rialza immediatamente il numero 5. Porta che viene ora sapientemente chiusa, quella alla sinistra della panchina dell'Orte, cadendo in quella zona vicino allo spigolo della delimitazione appunto della porta d'uscita dal parquet. Rischiava molto Kutrupi, ora va in pressione Kutrupi, appena rialzatosi subito molto efficace Offidani. Santiago Offidani va da Michael Montagna, Offidani Montagna,
Dos Santos, Alves allarga dove non può arrivare Jakub Raubo. Rimessa laterale per la Capitolina Marconi. Carlo Sordini sta per battere. Reali, rasoterra da Ugherani, prova a inventare un passaggio di ritorno dove non c'è spazio, soprattutto non c'è inserimento da parte dei compagni. E Capitolina Marconi che sta riuscendo. Capitolina Marconi, dicevamo che sta riuscendo in questo primo scorcio della ripresa ad abbassare i ritmi della contesa appunto e a costringere l'Orte, come in questo caso, a giocare palla veloce e in difesa. Altro errore di grammatica dei ragazzi di Magallanes. Passa il tempo, tutto a vantaggio di quelli di Minicucci. Sordini dalla seguente rimessa laterale. Cutruppi ed è un gol pazzesco! Pazzesco! Quello che segna Ugherani sull'invito di Cutruppi. Manco avesse un telecomando per mandare il pallone all'incrocio dei pali. Gabriele Ugherani, 5-3, Capitolina Marconi. Assistiamo a delle giocate fuori dall'umana concezione che almeno il sottoscritto associava fino alla gara di oggi a una partita di futsal. È la Capitolina Marconi che è avanti di 2 reti contro una grande Orte. Siamo 5-3 al Palatunir. Abbiamo assistito a un grande spettacolo nel primo tempo, a meno occasioni in questa ripresa, ma il gol più bello l'ha segnato Ugherani, pescando un angolo incredibile col mancino sull'assist di Cutruppi, andando di prima intenzione senza nemmeno guardare la porta. Questo è un gol di fondamentale importanza per una Capitolina che, come dicevamo, praticamente 4 secondi prima del gol stava riuscendo ad amministrare bene i ritmi della gara e a costringere l'Orte a una serie di passaggi sbagliati. Dominguez, Alves Dos Santos, scontro Cutruppi Offidani, un altro scontro, Offidani si rialza. Mendes su Alves Dos Santos, ancora Mendes. Reali controlla guardando l'avversario dritto negli occhi. Mendes a fianco a sé, Alves Dos Santos finisce per sbagliare. Cutruppi allora di suola, Cutruppi che vuole andare nel corridoio che si è creato, Cutruppi che resiste a una carica, la seconda, non alla terza. Arriva Reali da fuori, ma l'arbitro ha fischiato fallo cumulando contro l'Orte che arriva a 2. Fuori Reali, dentro Tiago Leonaldi nel frattempo. Gli occhi della tigre di Carlo Sordini chiamano il pallone che Tiago Leonaldi sta però portando mano a mano sul punto di battuta di una punizione che si calcerà più vicini al dischetto del tiro libero, che è quello del calcio di rigore. Leonaldi. Leonaldi. Botta incredibile di Leonaldi a pochi centimetri dalla traversa. Dominguez ha rinviato dove Leonaldi anticipa. Dos Santos non può arrivare e cartellino giallo per Carlo Sordini nel frattempo. Esce solertemente Sordini dal campo, entra tutta l'esperienza, la tenacia e la sagacia di Marco Angelini. Con 2 reti di vantaggio Minicucci deve anche pensare. Con 2 reti di vantaggio Minicucci deve anche pensare alla gestione. Ecco il motivo dell'entrata di Marco Angelini al posto dell'ammonito Carlo Sordini. L'Orte è costretta a imbastire ora le proprie azioni con un giocatore che insieme a Taloni andrà a ringhiare sulle caviglie dei giocatori appunto che avranno più difficoltà nel tessere la propria ragnatela di passaggi, che qui trova in Offidani. Un anello della catena debole. Fallo laterale battuto nel frattempo. Mendes. Trattenuto Ugherani. Lancia un urlaccio di scacciatenzione più che altro. Taloni.
Fischia l'impossibile Leonaldi. E Taloni da schiantare sulle barriere Mendes. Quinto fallo Capitolina Marconi. E come ogni calcio di punizione va a fare il proprio ingresso Rafael Sanna dalla panchina. Mendes. Grottesca però quella a cui assistiamo qui al Palatulib. Viene tolto un fallo alla Capitolina Marconi. I fischi del pubblico sono perché non ne viene assegnato uno all'Orte. Noi abbiamo perso a mente il conto dei falli. Dalla panchina di Minicucci sostengono si sia sul 4-4, era un 5-3, un 4-3 che forse non scontenta nessuno tranne il pubblico che continua a fischiare sonoramente. Ed ecco il quarto fallo assegnato all'Orte. Vorrebbe battere questo calcio di punizione Michael Montagna. C'è naturalmente il tempo effettivo, ma limitare troppo il ritmo della partita certamente non va a giovare a quelle che sono le chance di rimonta della squadra di Magallanes. Si batte ora Michael Montagna, appoggio, palla dove controlla bene la Capitolina, Rafael Sanna, Dominguez, lungo di testa, stacca Leonaldi, Ugherani fuori. Se la ridono Ugherani e Montagna. Rafael Sanna ha giocato indietro a Mendes, palla deviata, ci crede Ugherani, rimessa laterale per l'Orte. Dominguez, Sanna pressato, torna da Mendes, ancora Rafael Sanna. Montagna vuole ancora il 29. Le giocate di Sanna, da fermo prova a andarsene, regala palla ad Ugherani. Allora Leonaldi, sotto la nostra postazione da Marco Angelini. Vuole lo spazio per il tiro Angelini. Dominguez sgambettato involontariamente da Ugherani, cade a terra. Alves dos Santos. Montagna. Scava da Alves dos Santos. Mendes. Sanna. La porta Sanna che si ferma, torna sui propri passi, inventa un dribbling ancora Rafael Sanna. Alves dos Santos, come al solito retrocedere di schiena, a girarsi col destro. Tiro contrato, grandi proteste qui della Capitolina Marconi. Quinto fallo. Mendes o Sanna, si allontana Sanna, parte Mendes. Botta di Mendes sulla linea, poi Sanna con la punta, si salva la Capitolina, esulta Taloni.
Corner battuto, fuori Mendes. Tiro in diagonale che va lontano dai pali di Blasinne. Ugherani, Leonaldi, Angelini col piatto da quest'altra parte, chiede scusa a Taloni che forse era salito troppo rispetto all'invito in diagonale di Marco Angelini. Sanna, palla in movimento sulla linea, l'arbitro non se ne avvede. Rafael Sanna, Mendes, ancora Sanna, da Mendes, recupero buono di Leonaldi, appoggio a Taloni che scava per Leonaldi, buona azione anche questa, poi non si intendono col distendersi del contropiede i ragazzi della Capitolina Marconi. Svanisce una buona chance quando siamo giunti esattamente a metà della seconda frazione e la Capitolina Marconi capolista conduce per 5-4 sulla seconda in classifica, vale a dire l'Orte, in quel del Palatulib, stadio di casa. Trattasi della sesta giornata del girone E di Serie B. Taloni, Angelini, Taloni, Angelini, l'appoggio, l'azione che parte, l'errore di Leonaldi. Mendes può battere la rimessa regalata da un controllo sbagliato di Leonaldi. Più o meno, dicono, se ne vedono 4 o 5 a stagione. Montagna sdraiato da Taloni, viene fischiato fallo dall'arbitro. Occasione per Leonaldi dal dischetto. Leonaldi, Angelini e Sordini. Leonaldi appoggia a Sordini, palla da Angelini, schema che non si concretizza. Cervellotica questa scelta da parte dei ragazzi della Capitolina Marconi. Potric, Thiago Leonaldi prova a farsi perdonare. Buona palla per Angelini che si dispera perché aveva lo spazio per poter concludere meglio col suo destro. Dominguez, palla giocata in avanti, si è aperto come al solito Sanna a destra, Blasinne e il rimpallo premia e Sanna, c'è l'autorete di Thiago Leonaldi e il gol del 5-4, l'Orte accorcia ancora le distanze con un'altra bordata del 29. Angelini e Potric sul punto di battuta di un'altra palla centrata. È un match che non vuole finire mai. È la partita tra la prima e seconda della Serie B, girone E. È un grande spettacolo quello a cui stiamo assistendo al Palatulib. Blasinne rinvia direttamente sullo stemmone del futsaliso alle spalle di Dominguez. Montagna, scusate, Racanicchi. Sanna, Angelini tiene. Si è messo anche un po' di tifare il Palatulib, impaurito da un'altra rimonta abbozzata stavolta dall'Orte. Sanna, Montagna dentro, Racanicchi non ha spazio e se la porta anche fuori. Potric servito da Taloni. Sinistro sicuro da Leonaldi, prova a far passare per lo scatto di Taloni. Dominguez costretto all'uscita, Angelini a porta vuota. C'è la deviazione che manda in corner. Taloni alza su Leonaldi, controlla come può. Il
12 ha di fronte a sé Mendes, lo sfida Leonaldi sulla linea di fondo, stava per riuscire a rimanere in piedi senza punti d'appoggio Leonaldi. Sanna, accelera Sanna, sdraiato a terra da Leonaldi. Il sesto fallo è stato commesso da Leonaldi su Sanna, sotto la nostra postazione va dal dischetto del tiro libero il bombardiere in maglia numero 29 dell'Orte. Rafael Sanna. Rafael Sanna contro Blasimme. Parte Sanna alla rincorsa, la botta dentro di Sanna, oltre alla potenza, una chirurgica precisione. È il pari dell'Orte, 5-5 al Palatulib. Va battuta in avanti la palla centrata dalla Capitolina Marconi che ha commesso il sesto fallo e sul 5-5. Ora a 8:27 dal termine deve reimbastire la propria gara. Angelini, Reali tiro con l'esterno, deviato, sarà corner. Taloni vuole batterlo velocemente, arriva Reali, deviazione, Patrick, Dominguez in uscita, super intervento. Patrick, palla sul secondo palo, invertita la rimessa, Patrick l'ha mal battuta. C'è anche un po' di confusione adesso data dal pubblico che ha ricominciato a gridare. L'Orte non ha solo impaurito la squadra di Minicucci con la rimonta, ma l'ha completata, trainata da un Rafael Sanna sopra le righe. Battuto il fallo laterale. Mendes, il lungolinea da Sanna che è solo, Sanna finta ancora sul destro, palla fuori, ma è sempre un pericolo quando la palla ce l'ha il 29. Mendes può andare da corner, va da Sanna che stoppa, si aggrappano sempre a lui quelli dell'Orte che qui perdono palla. Mendes la recupera, Mendes brevi i suoi passi, spazio che si ritaglia, Mendes che pesca un angolino incredibile. Capitolina allibita dalla giocata del 23, rimonta completata per l'Orte, 6-5 per gli ospiti al Palatulib. Una scossa d'energia, quella che continuano a dare in queste azioni pilotate con estrema maestria, con grande tecnica, quelli dell'Orte in una partita che non ci lascia davvero respiro. Sordini è rientrato in campo, ci mancherebbe altro. Taloni, Ugherani da Sordini, Ugherani, Taloni riesce a dare a Sordini palla di ritorno al capitano che perde il passo in controtempo. Arrabbiatissimo Montagna con i propri compagni di squadra, palleggia e calcia sul tetto dell'arena senza senso Alves dos Santos. Sordini gioca su Taloni a 1 centimetro dal nuovo pari la Capitolina. Minicucci è inviperito, ora in possesso c'è l'Orte, ma è mancato qualcosa nella squadra della Capitolina Marconi nella gestione degli eventi in quest'ultima parte della ripresa. Sanna protegge con scultorio fisico e va sulla banda destra dove Montagna arriva e incontra l'opposizione positiva di Carlo Sordini. Montagna
Sanna, carambola, la tengono in campo quelli della Capitolina. Allora Montagna, Dominguez, rinvio lunghissimo, Blasimme carpisce e rinvia. Occhio a Sordini, va a piazzare un pallone che andava calciato probabilmente di potenza. Alves Dos Santos, ora è Lorte che vuole controllare ma sbaglia, allora Sordini da rimessa laterale, palla a Ugherani, si gira Taloni, Dominguez che evita anche il corner qui. Possono battere velocemente quelli della Capitolina, lo fanno andando da Cutrupi, cespica un po' sul pallone Cutrupi che poi la porta bene, però attenzione alla palla dentro, Taloni! È il capitano a rimettere a posto le cose per la Capitolina. Marconi chiama alto l'incitamento del Palatulip e il gol del 6-6 di una Capitolina che si è rimessa subito a giocare. Time out, ne approfittiamo per andare in pausa. Riprendono le ostilità con Montagna che sale, costretto immediatamente alla deviazione fuori Sordini. Montagna, battuta, Sanna in area, scivola da solo, riesce ad appoggiare fuori, tiro alto, Sanna che non vuol ridare il pallone a Blasimme che se lo riprende da Sordini a Ugherani, da Ugherani in lungolinea, per Cutrupi ancora Ugherani, Sordini, deviazione di Montagna, ottima giocata difensiva del numero 16. 6 minuti al termine, 6 falli per la Capitolina Marconi, 4 per Lorte, 6-6 il punteggio della partita più bella dell'anno. Sordini, deviazione, Dominguez la lascia lì, poi si fa malissimo, rimane offeso, Montagna rinuncia anche al contropiede per far controllare la situazione della spalla sinistra di Alberto Dominguez. Dominguez pronto a rimettere dopo che la Capitolina Marconi ha restituito sportivamente il pallone agli avversari. Alves Dos Santos, il recupero imperioso di Gabriele Ugherani, le finte dell'8 che va a chiudersi. Mendes non concede nemmeno il calcio d'angolo ai padroni di casa. 6-6, punteggio e pareggio giusto per adesso. Mendes rinvia. Spintone su Sanna, non se ne vede l'arbitro. Cutrupi, danza Cutrupi, tiro con la punta deviato. Montagna, palla a destra, Dos Santos Alves. L'intervento di Thiago Leonaldi è positivo e concede rimessa. Blasimme chiede scusa a Sanna. Si mandano a quel paese vicendevolmente. Montagna, palla giocata lunga a cambiare gioco, nemmeno Rafael Sanna può arrivare. Blasimme, Sordini, Cutrupi, Leonaldi, Ugherani, Cutrupi, sbaglia Cutrupi, occhio a Mendes, Mendes incespica, perde il tempo della giocata, allora Michael Montagna. Cutrupi recupera il proprio errore, giocata di Cutrupi su Ugherani, avrebbe la palla da dare col tacco Cutrupi, alto sulla traversa, trema ancora Dominguez. Alves Dos Santos, anticipo di Leonaldi, Ugherani, sale Ugherani, chiede un tocco che l'arbitro non vede. Dominguez rinvia, dove potrebbe stoppare Sanna, si estende ma non troppo. Leonaldi, la porta Leonaldi, ancora Leonaldi, calo e poi la rete, quando segna Thiago Leonaldi è sempre una festa al Palatulib. Questo è il gol numero 7 in stagione, questo è anche il 7°
primo gol della Capitolina Marconi che torna avanti 7-6 al Palatulin. E Leonaldi, probabilmente bloccato anche un po' dall'emozione, si accascia a terra e deve aver subito un colpo in sede di esultanza con i propri tifosi. Fatto sta che è a terra, che preoccupato lo staff della Capitolina Marconi gli porta le cure. A 4:30 dal termine i ragazzi di Minicucci sono tornati avanti, ne approfittiamo per una piccola pausa. Gli applausi del pubblico accompagnano Tiago Leonaldi all'uscita, integratori per il numero 12, che ha strafaticato, dobbiamo dire, in questa gara. Marco Angelini entra ad Armanforte. Col portiere di movimento Lorte ora. Mendes. Il portiere di movimento lo fa Michael Montagna. Mendes, Montagna. Sanna. Partendo dalla banda sinistra, Sanna per Mendes. Montagna. Raubo, Montagna, allora Mendes. Rafael Sanna. Mendes. Diagonale da Sanna. Angelini sempre a montare, guardia spietata, allora Montagna. Vediamo chi guida il movimento per primo. Dell'Orte, Mendes, Sanna. Palla dall'altra parte Alves dos Santos, non riesce a far passare. Chiedono una deviazione quelli dell'Orte, ottengono la rimessa laterale. Raubo da Montagna, Raubo sbaglia, Ucherani sta per intercettare a porta vuota. Jakub Raubo. Montagna. Va da Mendes. Ancora Michael Montagna, da portiere di movimento dal 23 Mendes. Scivolata Angelini su Sanna. 3:30 al termine. La Capitolina vuole resistere. L'Orte vuole almeno pareggiare. Mendes. Montagna. Mendes da Alves dos Santos. Mendes. Montagna. Possesso prolungato, Mendes sbaglia e un sospiro di sollievo per la Capitolina Marconi. Glasimmer in via altissimo e lunghissimo, ma era già rientrato, scusate, tra i propri pali Alberto Dominguez, che rimette ora su Mendes. Mendes un po' abbandonato a sé, costretto all'errore. La rimessa è per l'Orte. Sanna, batte indietro. Alves dos Santos deve alzare un campanile. Cutruppi su Rafael Sanna. Alves dos Santos di nuovo col portiere di movimento Lorte. Palla Sanna, rinviene su di lui Christopher Cutruppi a porta vuota. Cutruppi, il palo incredibile, torna Taloni, altissimo, totalmente sbagliato. Dominguez, davvero incredibile la giocata di Christopher Cutruppi, con una morbidezza fuori dalla normalità, a cogliere il palo a porta vuota, nell'azione che probabilmente avrebbe deciso definitivamente una contesa epica. Con Mendes adesso a portare uno agli ultimi attacchi, sono in 3 nella propria metà campo, quelli dell'Orte. Magallanes vorrebbe che salissero simultaneamente tutti e con pazienza ora. Alves dos Santos e Mendes scambiano, ecco il 23, cerca un compagno, non lo trova, Angelini blocca. Alves dos Santos, Mendes, Montagna con la punta, non passa, Cutruppi palleggia, calcia dall'altra parte Cutruppi, ancora una volta non lontano con la sua classe, l'ex Olympus. Cutruppi, scusate, è Taloni! Altra super giocata di Taloni. Non c'è stata nessuna deviazione ad avviso del direttore di gara, anzi sì.
Allora Angelini, vediamo se chiama schema Angelini, palla su Ugherani, protegge Ugherani, va da Angelini, si torna dal capitano, Taloni, attacco nel nulla del proprio attacco, a 1:48 dal termine di Gabriele Ugherani. In questa partita ne abbiamo viste di tutti i colori. Rafael Sanna, Alves dos Santos, tutta schierata la Capitolina. Allora Mendes a cercare un pertugio con gli scambi con Santos. Mendes, Jakub Raubo, Raubo ancora, dribbling prolungato, poi Sanna è scivolata. Ugherani chiama anche il supporto del pubblico, Gabriele Ugherani. 1:23 al termine. Mendes, Alves dos Santos, Montagna, Mendes dentro, Raubo in area, lottano però, lotta soprattutto Daniel Taloni che guadagna, rimessa laterale a 1:12 dal termine. Taloni, Blasimmer non deve rischiare, invia con l'esterno, infatti velocemente dalle parti di Dominguez che abbandona svelto la propria porta per far posto al portiere di movimento Montagna, rinviato Montagna, Angelini ha anticipato, 1:04 al termine. 7:6 Capitolina Marconi nella sesta giornata di Serie B, girone E, i padroni di casa, la capolista, i ragazzi allenati da Paolo Minicucci, quelli che oggi giocano con la maglia gialla, hanno giocato una partita così come i propri avversari, davvero straordinaria per lo spettacolo, l'impegno e la passione profusa. Rafael Sanna da Raubo, Alves dos Santos, Sanna, Raubo, palla Blasimmer, la para, Kutrupi a porta vuota, la butta fuori. Montagna, uno degli ultimi rinvii, è sul petto di Daniel Taloni. Il capitano la gioca su Angelini, la parola fine, la mette il numero 2 a 34 secondi dal termine, il piazzato, senza portiere, l'Orte non può salvarsi, 8:6 Capitolina Marconi. E che sia stato proprio Marco Angelini a mettere una firma d'autore su una partita d'autore, la dice lunga sul livello di futsal al quale abbiamo assistito oggi. Un fischio per far riprendere la gara. Orte che deve crederci, mancano 30 secondi, è praticamente impossibile, ma la porta Sanna, la bordata è deviata, tiro a porta vuota dall'altra parte. Dominguez era tra i pali. Mendes, la porta Mendes, Sanna, la tiene in campo, botta di Sanna, addosso a Ugherani, gli grida in faccia anche la paura e il brivido scampato per una partita che stava sfuggendo alla Capitolina Marconi. Mancano 12 secondi, Blasimmer la recupera, vuole rinviare verso la porta di Dominguez, è rimasto a terra Mendes, altra palla giocata fuori, a 5:40 dal termine. Pure del caso che vengono portate al ginocchio destro di Mendes. Rimane ancora a terra Mendes. Si è girato probabilmente il ginocchio, fa segno, prova moltissimo dolore il 23, e così come gli altri 23 protagonisti, 11 della propria squadra, 12 della Capitolina Marconi avversaria, hanno dato vita davvero a un grandissimo spettacolo.
Non viene portato fuori Mendes, noi ne approfittiamo per andare in pausa. Portato a braccia fuori Mendes tra gli applausi sportivi e giusti per un grande protagonista di questo match. Mancano 3 secondi, scorrono i titoli di coda sulla sesta giornata delle gironi di Serie B al termine di una partita epica, spettacolare, dove ne abbiamo viste di tutti i colori, rimonte contro rimonte, campioni incredibili, termina 8-6 per la Capitolina Marconi, che ribadisce quindi il proprio dominio in vetta alla classifica, battendo l'Orte seconda in graduatoria.